E noi ci spostiamo a Verona, da dove arriva l'appello per la donazione di plasma iperimmune da parte dei pazienti guariti. Questo tipo di plasma, infatti, ha una concentrazione di anticorpi molto più alta e può essere utile ai pazienti più gravi, soprattutto per superare la fase più critica di grave insufficienza respiratoria. Elena Chemello. I contagi aumentano, gli ospedali restano sotto pressione, da un lato gli studi avanzati sul vaccino per proteggere dalla malattia, dall'altro le terapie per cercare di curarla. Tra questi un'arma valida per molti casi, anche se non per tutti, si sta dimostrando in studi clinici sperimentali l'utilizzo del plasma iperimmune di persone che sono state malate e lo donano perché venga messo a disposizione di altri pazienti. L'ULSS 9 Scaligera rilancia ora la campagna #DonaIlTuoPlasma anche attraverso dei volti noti, invitando chi il coronavirus l'ha già passato a farsi avanti. Perché è importante che siamo in tanti? Perché bisogna avere un'età tra i 18 e i 60 anni e non tutti coloro che sono guariti poi possono avere si dice titolo anticorpale, quindi anticorpi nel plasma sufficienti per poter essere utili. Quindi se ci sono tante persone poi avremo anche tanta possibilità di avere plasma adeguato per inserire negli studi clinici. Possono donare, lo ricordiamo, coloro che hanno tra i 18 e i 60 anni, sono stati positivi al virus, hanno manifestato sintomi, quindi sono successivamente risultati negativi al tampone. Nel veronese ci si può rivolgere ai centri trasfusionali di Verona, Borgo Trento e Borgo Roma, Bussolengo, Legnago, San Bonifacio, Negraro.